Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, è solo una la strada. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Ludovico Campuso. Questa è Athletic Palermo Futsal 89ers per la 13ª giornata del campionato di Serie C1 Futsal Girone A. Due squadre che si presentano con ambizioni nettamente differenti, appunto destini totalmente differenti. Athletic Palermo con 21 punti al terzo posto in rampa di lancio con ambizioni di playoff, mentre il Futsal 89ers che risponde con 15 punti all'attivo, con 15 punti all'attivo al nono posto invischiata nella lotta per non retrocedere. Questo è appunto Futsal 89ers contro Athletic Palermo, o Athletic Palermo Futsal 89ers, che dir si voglia. Io sono Ludovico Campuso e appunto questo è l'incontro di Serie C1 Girone A. Possiamo già leggervi le formazioni ufficiali, comunque le distinte complete. Per Mister Miosi in porta abbiamo Giovanni Mazzola con la numero 30, poi abbiamo numero 4 Lo Bianco, numero 5 Virzì, numero 6 Tuzzolino, numero 7 Tubè, il capitano, numero 8 Fiorentino, numero 9 Gandolfo, numero 11 Giuliano, numero 20 Ballecchia, numero 21 Tabita, numero 25 Di Cara, numero 17 Favaloro. Per invece i Futsal 89ers di Mister Costantino, numero 1 Barcellona, numero 6 Garofalo, il capitano, numero 7 Annolino, numero 11 Mazzamuto, numero 23 Grammatica, numero 24 Vassallo, numero 25 Strongoli, numero 26 Pennino, numero 28 Muratore, numero 29 Lapi, numero 12 Paradiso. Possiamo vedere già l'Athletic Palermo che si schiera nella huddle, come si dice negli sport americani, pronti, carichi, sentiamo. Le due squadre sono molto cariche per il fischio inizio. Possiamo già vedere il quintetto schierato dei ragazzi di Mister Miosi. Mazzola in porta, il quintetto formato dal numero 11 Giuliano, numero 20 Vallecchia, numero 4 Lo Bianco e il numero 6 Tuzzolino, mentre per le 89ers numero 7 Annolino come pivot, il 25 Strongoli centrale e nei due laterali il numero 23 Grammatica e il numero 26 Pennino in porta. Dovrebbe essere il numero 1 Barcellona, comunque vedremo più avanti nel fischio inizio, vedremo tutti i vari nomi. Siamo pronti per commentarvi questo meraviglioso incontro. Aspettiamo soltanto il fischio inizio dell'arbitro e poi si può partire con la cronaca dell'incontro. Ricordiamo che potete vederci su tutti i canali social di Sportisili, in particolare sul canale YouTube su cui verrà trasmessa appunto questa diretta. Collegatevi in tanti, numerosi, condividete la diretta, guardatela, fate tutto quello che volete per dare un piccolo contributo sia a Sportisili che comunque alle squadre in campo, che possono dare una certa visibilità. Ed è il momento del fischio d'inizio e si comincia con le 89ers che subito può impostare. Ancora il giro palla del numero 23 che poi la gira con molta pazienza le 89ers. Ancora impostazione, e poi il giro palla del Futsal 89ers in pressione Tuzzolino che subito porta all'errore. Il Futsal 89ers è subito a disposizione la rimessa tra per l'Athletic Club Palermo in maglia nera contro le 89ers in maglia bianca. Possiamo vedere subito già l'Athletic Palermo che imposta con il suo numero 20 ed è subito buona gestione del possesso palla da parte delle 89ers e subito l'Athletic Palermo può reagire con Giuliano che viene fermato irregolarmente del primo fallo fatto dal Futsal 89ers. Ricordiamo le regole chiaramente del futsal: dopo 6 falli c'è il tiro libero per la squadra avversaria e si può ricominciare con l'Athletic Palermo in gestione. Ancora Giuliano, la gira all'indietro
E poi ancora il giro palla, sempre Tuzzolino. E poi c'è numero 4 che imposta palla in mezzo, interessante per Giuliano. Ottimo il lavoro difensivo del giocatore numero 25 del Futsal 89ers, che vuole andare sulla fascia in velocità. Se ne va bene Pennino. Ancora la palla in mezzo. Ottimo lavoro difensivo da parte del centrale della Tennis Club Palermo, il numero 4 Lo Bianco. E subito calcio d'angolo, il primo dell'incontro. Futsal 89ers che può impostare. Ancora il giro palla 89ers, palla lunga, colpo di testa, prova a gestirla Tuzzolino, ma nulla di fatto ed è rimessa laterale. Tira all'indietro 89ers. Ancora 89ers che prova a girare il pallone all'indietro. Ancora 89ers, palla lunga, brutto errore, qui giriamo subito, la palla in mezzo, parata e poi tiro sul palo e parata del portiere. Grande occasione per la Tennis Club Palermo che subito si fa sentire. La Futsal 89ers che deve rispondere ancora con la gestione del possesso palla. Vai, Gestisce il numero 26 Pennino, ancora può avanzare Pennino all'indietro per Grammatica. Ancora Pennino, scambio tra i due giovani. Palla in mezzo Grammatica, interessante Grammatica! Mazzola copre bene il palo, la palla è fuori. Squilli da entrambe le parti. Ed è subito un primo tempo davvero bellissimo. Quando siamo presenti ai primi minuti di gioco, siamo esattamente al 7° minuto. E ancora il giro palla della Tennis Club Palermo con l'esterno, palla troppo lunga e il portiere può gestire le 89ers. Ancora gestione di Strongoli all'indietro per Grammatica. Grammatica può gestire ancora Pennino. Pennino cambia il gioco. Strongoli, Pennino di prima, bella palla. Applaude l'esecuzione del gesto, ma non è arrivato il pallone con i tempi giusti, con i giri giusti. Ed è subito rimessa laterale per il Club Palermo. Tuzzolino all'indietro, Mazzola si muove molto bene, sfrutta tutta la sua porzione di campo. Ancora palla in mezzo, interessante. Ancora può gestirla il numero 20, perde il possesso ancora. 89ers che può andare col tiro. Palla respinta ed è rimessa laterale. 89ers comunque molto in palla. All'indietro Strongoli. Pennino. Ancora Pennino riceve il pallone. Annolino può andare in dribbling. Annolino riesce a passare, tutto regolare, lascia giocare l'arbitro. Giuliano. Ancora Lo Bianco che gira il pallone per Tuzzolino. Molto bene la manovra, interessante per la Tennis Club Palermo che può andare in avanti il gioco con l'esterno. Bella l'idea per Vallecchia. Bella l'idea davvero. Palla per Futsal 89ers che schiera in porta, conferma Barcellona con la numero 1. E ancora può giocare le 89ers con Grammatica. Strongoli. Pennino ancora. Palla per Grammatica. Ancora Strongoli. Gestione prolungata dei ragazzi di Mister Costantino. Ancora giro palla. Pressione interessante, ottima del Tennis Club Palermo che riesce a far confondere la squadra avversaria. E subito la Tennis Club Palermo che può ripartire. Tuzzolino però aspetta. E il giro palla di Lo Bianco. Ancora Vallecchia. Lo Bianco, palla in mezzo Giuliano. Stoppa, prova a girarsi. Ottimo il lavoro di pressione del numero 25 Andrea Strongoli. Mister Miosi intanto li dirige dalla tribuna. Una squalifica per lui probabilmente. Va Giuliano, si ferma, si gira molto bene Giuliano. Ancora tutto regolare, lascia giocare Tuzzolino. La porta in rimessa laterale. Rimessa laterale 89ers, la gioca Pennino. Strongoli un po' in tensione la Tennis Club Palermo. Miosi cerca di calmare i suoi. Intanto la palla in mezzo per Grammatica contro Lo Bianco col tacco. Lo Bianco gli sbatte addosso ed è calcio d'angolo per Futsal 89ers.
Palla lunga, può andare al volo, ottimo il lavoro di pressione difensivo ed è palla subito per Athletic Club Palermo in velocità. Giuliano, ancora Giuliano, sarà lunga, ci arriva Giuliano, ancora lì all'indietro Tuzzolino, ottima la parata qui di Barcellona e poi ancora Futsal Niners che va in velocità, i ritmi si fanno molto più alti, si alza il barometro dell'incontro ed è subito Futsal Niners che può impostare. Grammatica, ancora Grammatica per Pennino, ottimo il dribbling in mezzo alla linea, la palla però esce fuori ed è rimessa laterale Athletic Club Palermo. Tuzzolino, ancora Giuliano, Lo Bianco, Tuzzolino, cerca gli inserimenti in mezzo, Tuzzolino ci incischia un po' troppo col pallone, ha già lì dietro, Mazzola può gestire. Ancora Mazzola sull'esterno, pressione importante delle Niners che può andare con Strongoli. Mazzola, ottimo il salvataggio, ancora Athletic Club Palermo, chiedo scusa, che va in possesso ed è rimessa laterale in zona attacco. Ancora Athletic Club Palermo che va con Tuzzolino, Lo Bianco alza questo pallone, Giuliano con la spalla, ottimo il controllo di Tuzzolino, rimpallo fortunato, qui Tuzzolino la gioca per Giuliano, paratissima del portiere Barcellona. Che al giorno segna. Ed è calcio d'angolo per l'Athletic Club Palermo, il primo della sua partita. Vallecchia e Giuliano. Ancora Tuzzolino, si ferma, Tuzzolino sul sinistro, palla per Giuliano, ancora Tuzzolino lotta e ottiene la rimessa laterale. Ancora all'indietro Lo Bianco per Vallecchia, gioco di gambe, Vallecchia punta Pennino, avversario difficile Pennino quest'oggi. Ancora la gira Lo Bianco, palla in mezzo, Giuliano, la sponda di prima, ancora Giuliano, Tuzzolino, dribbling sul sinistro, Tuzzolino va il tiro, respinge. Va bene, Ciccia. Ed è palla per l'Athletic Club Palermo, calcio d'angolo che viene battuto adesso, palla lunga sbagliata, può andare Pennino, grande intervento in scivolata del numero 4 Giuseppe Lo Bianco, rimessa laterale Niners quando siamo al 12:45 di registrazione della nostra diretta. Ricordiamo che in tempo effettivo, conto dei falli, giusto per fare un piccolo assunto, siamo a 1-0 per le Niners. Di fatto i falli fatti appunto sono stati fatti soltanto uno dal Futsal Niners ed è rimessa al fondo e comincia la prima giandoli di cambi. Entra il capitano Francesco Tuvè con la numero 7. Ancora Vallecchia, palla in mezzo, Giuliano gestisce per Tuvè che è un po' in ritardo sul pallone. Tuvè è difficile da detenere lì, Tuvè ce la fa, Tuvè rimessa laterale Athletic Club Palermo. Tuzzolino, Mazzola si fa sempre vedere a dare il riferimento utile per l'impostazione. Ancora Vallecchia, Tuzzolino, Giuliano si gira con velocità, aspetta all'indietro però serve Tuzzolino. Vallecchia che ha cambiato lato nel frattempo, Vallecchia tenta la giocata per Tuzzolino. Tuvè, ancora Tuzzolino, Tuvè, Vallecchia, grande giocata, può andare Pennino, ottimo il lavoro qui e poi Tuvè la lascia sapientemente fuori ed è rimessa laterale per il Club Palermo. Vallecchia, Tuzzolino rischia un po' qui, palla lunga interessante per Tuvè, ma c'è Annolino che controlla bene, poi recupera Giuliano, il numero 11 rosanero. Vallecchia può puntare, ancora Vallecchia all'indietro per Tuzzolino che può provare, si ferma, prova adesso Tuzzolino, respinge bene il portiere. Tuzzolino è sempre in palla per l'Athletic Club Palermo e qui c'è il fallo di Tuzzolino ed è conto dei falli 1-1 adesso. Calcio punizione battuto dal parte di Futsal Niners. Ancora entrato il numero 28
Fabio Muratore, che adesso imposta e riceve palla lunga per Pennino. Muratore si gira, facile per Pennino, da riferimento. E poi il nuovo entrato ancora, il numero 29, Lapi, che cerca di girare, fermato da Tube, rimessa laterale per Futsal 89ers. Muratore, la gira per Pennino. Muratore supera l'avversario, ancora ne supera due, poi Tube, tutto regolare, no, ed è fallo. Per Athletic Club Palermo, altro fallo. Futsal 89ers. Ancora palla per Athletic Club Palermo, non si intendono ed è rimessa dal fondo. 89ers, va Pennino. Ancora Lapi, il giro palla, Pennino, impressione Tuzzolino, la gira 89ers al numero 6 Garofalo e punta molto bene Muratore qui. Giro palla, ancora Pennino, Garofalo, Pennino punta Giuliano, Pennino lungolina, Pennino in mezzo, c'era Lapi. Mazzola si verifica le condizioni dell'attaccante, è arrivato deciso in mezzo a prendere questo pallone comunque insidioso, un pallone che poteva essere molto rischioso per la difesa dell'Athletic Club Palermo, che nel frattempo schiera in campo anche il numero 8 Moreno Fiorentino. Mazzola gioca corta per Tuzzolino lungolinea per Giuliano, Fiorentino voleva sfruttare la sovrapposizione da parte di Tuzzolino ed è rimessa tra le Tiners già battuta. Ancora Muratore, Pennino, Lapi, impressione Tube, rimessa laterale Tiners, Lapi la gira, Pennino cambia lato, Garofalo, sull'altro lato va Muratore, Lapi, Muratore e Tiners che gestisce bene il possesso. Bella incursione qui ancora e Tiners che va, resiste alla pressione di Fiorentino. 10 minuti. Laterale, sono trascorsi 10 minuti. Avete sentito l'assistente dell'arbitro. 10 minuti di tempo effettivo, ricordiamo sempre, in grafica non c'è. Tuzzolino col tacco voleva andare a memoria per i compagni, non si sono intesi. Rimessa tra le Tiners ancora. Garofalo, Pennino, Lapi in protezione, poi Tube recuperare. C'è il cambio, entra il numero 25, fallo di Cara. Lapi, Tube interviene, Giuliano può andare a Athletic Club Palermo, ancora 0-0 per chi si fosse collegato soltanto adesso alla nostra diretta. Fiorentino, Tube, Fiorentino, il 7 e l'8 si scambiano. In questo caso è uno scambio fortunato, non come quello del film. Palla per l'Eti Niners che può giocare con Barcellona. Barcellona cercherà il rinvio lungo, invece no. Trova Garofalo, impressione di Cara. Lapi può girarla molto bene. E poi Muratore, ancora Garofalo, palla in mezzo per Lapi, viene letto bene da Tube. Poi ancora Athletic Club Palermo. Giuliano, Tube, Fiorentino sta gestendo il possesso, ancora Giuliano può puntare, doppio passo, si gira, palla per Tube, allo spazio per tirare, palla in mezzo di Cara, era lì a un centimetro davvero dal tiro in porta. Va in avanti, fortunato qui le Tiners con Pennino di Cara, brutto fallo, cartellino giallo, giustissimo. Adesso il conto dei falli è pari. Il conto dei falli è pari, 4 falli in totale, soltanto 2-2 il conto dei falli. Bisogna verificare un attimo le condizioni del numero 26 Pennino. 2-2 il conto dei falli. E ammonito il numero 25 di Cara. Un eccessivo eccesso appunto di irruenza in questo caso, ed è calcio di punizione in prossimità della linea laterale sinistra
Futsal 89ers che vorrà trovare l'inserimento migliore. E ancora il giro palla, Pennino. Muratore si accenta, la gira, poi Garofalo prova a alzare il pallone, Fiorentino, ed è rimessa laterale sempre Palermo Futsal 89ers. Pennino, palla in mezzo, anticipo di Fiorentino che recupera questo pallone, chiede un fallo, lascia però giocare e giocano i compagni. Di Cara può puntare, Di Cara sta spesso sul destro, palla sull'altro lato, Giuliano aspetta l'arrivo di Fiorentino sulla sinistra, Fiorentino si sposta, prova il tiro, Barcellona respinge, poi ancora del Club Palermo, Fiorentino, Giuliano lascia giocare l'arbitro e adesso fischia il fallo, ha fischiato il fallo dall'altro lato e c'è l'altro fallo per l'Athletic Club Palermo. Siamo a 3 in questo momento, 3-2 il conto dei falli, e intanto Futsal 89ers che va in avanti. Pennino, Garofalo, Muratore, Lapi, grande gestione qui del fisico con Tuvè che è un avversario davvero difficile. Tuvè, Fiorentino deve aspettare i compagni, palla in mezzo interessante per Tabita, appena entrato il numero 21, si gira Tabita ancora, Tabita può portare il pallone, bella l'idea, chiede un fallo che ovviamente non c'è. Bella qui l'incursione di Tabita, ha creato subito al primo pallone toccato un'occasione interessante. Ancora il Futsal 89ers, ancora il giro palla con calma, molto coscienzioso, molto lento da parte del Futsal 89ers. Garofalo, Tabita recupera il tiro, Barcellona. Tabita è entrato benissimo in partita. Ancora però Futsal 89ers, Lapi, Mazzola, respinta, non dà la carica al portiere, lascia giocare, gioca in velocità la Athletic Club Palermo. Di Cara accelera, la palla lunga per Fiorentino, non ci arriva. La partita ha davvero ritmi fortissimi. Giustamente l'arbitro cerca di dare un po' di ordine alla panchina. Una bellissima partita sinora, la potete apprezzare e vedere sul nostro canale YouTube Sportissimi. Ancora Garofalo, Tabita in pressione, Pennino, Muratore non ci arriva, palla per l'Athletic Club Palermo. E ancora Fiorentino, Tuvè cerca i compagni, Tuvè si accentra, palla per Tabita che controlla bene, ancora Tabita in difficoltà qui prestato, ancora Tabita non si arrende, Lapi, bellissimo duello, Lapi, fallo di Tabita ed è giallo per Tabita. Ed è adesso siamo a 4 falli per l'Athletic Club Palermo contro i 2 delle 89ers. Calcio di punizione in una zona davvero pericolosa. 21 è dietro 21 nero, ok? Ok, 21 bravo, è qua è avanti. Calcio di punizione. Calcio di punizione per Palermo Futsal 89ers. Occasione importante quando siamo quasi a metà del primo tempo. Il calcio di punizione verrà tirato dal numero 11 Salvatore Mazzamuto, piede sinistro, Mazzola cerca di sistemare la barriera, 2 uomini in questo momento, barriera sfalsata adesso come sempre nel futsal. Mazzamuto, palla corta, Pennino, Fiorentino sul colpo, Barcellona, rinvio lungo per nessuno, rimessa dal fondo Athletic Club Palermo ed è time out che viene chiamato, lo vediamo dalla gestualità dell'arbitro, il time out chiamato dall'Athletic Club Palermo. La casacca che è in banchina. Come dico sempre, il time out è un momento in cui si può riflettere, riposare, rinfrescare un po' le idee per le due squadre ed è un'occasione appunto per spezzare anche un po' il ritmo di una partita che si sta alzando di livello, una grandissima partita del campionato di Serie C1, terza contro nona, due squadre che hanno obiettivi nettamente differenti, come ho detto in inizio di cronaca, due squadre che stanno lottando per la posta in palio molto importante, con una grande aggressività e un grande gioco.
L'athletic Club Palermo in difficoltà, l'avete sentito il mister, non facciamo falli inutili. Questi appunto sono gli ordini di mister Miosi direttamente dalla panchina. Con la testa e con la voglia! Mazzola da leader vero si fa sentire. Esci te, Paolo! E si ricomincia adesso con l'Athletic Club Palermo che imposta. Fiorentino. Pressione alta del Futsal Dinarès. Tabita gira bene per Tubè. Di cara. Palla in mezzo. Fiorentino si gira bene. Fiorentino allunga il passo. Fermato. E va Garofalo col tiro lungo. Mazzola è un po' fuori. Ci ha provato. C'è un fallo a palla lontana. Fallo a palla lontana al numero 24 delle Dinarès, Vassallo. Prima fallo il 24. L'arbitro redarguisce i due, vediamo cosa decide l'arbitro. Ovviamente i due si spiegano, penso che non sia nulla, non so se segnerà il fallo. Non ha segnato fallo, quindi Ha fatto prima lui. va avanti così. Ancora. Ancora Athletic Club Palermo che redarguisce giustamente uno dei due arbitri, redarguiscono i due giocatori. Mazzola, corto con le mani, Fiorentino. Ancora Fiorentino per Tubè. Di cara, lungolinea per Tabita, grande lavoro qui. Difensivo e recupera Athletic Club Palermo, di cara palla in mezzo per Tabita, si alza il pallone, Tabita fermato dal difensore ed è calcio d'angolo. Calcio angolo battuto, Fiorentino, palla corta, di cara, ancora respinta. Calcio d'angolo che viene battuto, palla lunga, Tubè. Paolo, poi vieni, Paolo! Sono un po' in difficoltà, non ho capito cosa ha fischiato. Quinto fallo dell'Athletic Club Palermo, l'avete sentito? Quinto fallo, situazione rischiosa adesso. Lapi. Quinto fallo per l'Athletic Club Palermo, situazione davvero complicata adesso per la squadra in maglia nera. Tabita può andare, Tabita protegge e poi il recupero di Vassallo e poi Tabita. Non fare fallo! Rimessa. C'è un fischio, c'è il time out chiamato stavolta dal Futsal Dinarès. Ripetiamo la situazione falli, Athletic Club Palermo al quinto fallo, quindi dopo di questo ci sarà il tiro libero per Futsal Dinarès. Istituzione la casacca per favore, indossiamo. La casacca, non bianco, la casacca. Grazie. Dopo ne facciamo. Dopo non lo vediamo. Posto? Sta suonando la situazione falli, 5-2. Time out che serve molto per risolvere le varie situazioni. Il gioco per correggere, per fare dei correttivi importanti. Mister Miosi. Futsal Dinarès che invece vuole approfittare del quinto fallo, quindi giocherà in una maniera sicuramente molto più di pazienza e di possesso per cercare appunto di ottenere il fallo. E Dinarès che la gioca corta, Garofalo. Vassallo. Palla lunga Garofalo qui in pressione, Tuzzolino la gira, poi Garofalo. Mazzamuto. Vassallo in pressione alta del Club Palermo, Fiorentino. Il tocco è di Vassallo ed è il calcio d'angolo. Viene ammonito per aver allontanato il pallone Vassallo. Giusto! Calcio d'angolo per il Club Palermo. Occasione importante quando siamo al 14° del primo tempo. Il tiro da fuori Tuzzolino. Deve aspettare il fischio. Bisogna aspettare il fischio dell'arbitro prima di battere. 24. 2! Avete sentito numeri, non è la tombola, è semplicemente la chiamata degli schemi. Siamo in questo 2024, ormai le giocate sono finite. Tuzzolino! Intanto deve però fischiare l'arbitro, quindi bisogna aspettare
il fischio per la battuta di questo calcio d'angolo. Ne approfittiamo in questo momento di pausa anche per farvi gli auguri di un buonissimo 2024 che non vi avevo fatto. A tutti gli amici che ci stanno seguendo, intanto a Teddy Club Palermo che va adesso col calcio d'angolo. Fiorentino, tu vai con l'interno, lo apre troppo, palla fuori. Ed è rimessa dal fondo dei Niners. Sì, se puoi sì. Dopo, Vallecchia. Occhio qui, Occhio qui. Ed è Niners che va con Garofalo e poi Mazzamuto. Mazzamuto gira bene per Vassallo. Garofalo. Lapi sbaglia il controllo. Ed è la Teddy Club Palermo che può andare. Fiorentino, è entrato intanto il numero 5, Virzi. Tuzzolino, lo bianco. Tuzzolino ancora. Tuzzolino, ottima palla per Fiorentino che si allarga. Ottimo il blocco e qui c'è il fallo. Fiorentino per Vallecchia. Buona, Fiore. Ed è adesso il terzo fallo delle Niners, quindi contro i falli 5-3. Calcio munizione, prima battuta, entra Vallecchia intanto. A così Fiorentino. Lo bianco, palla in mezzo per Virzia, ancora lo bianco, ottimo il lavoro del centrale. Vallecchia può puntare, Vallecchia si ferma, la finta di corpo e poi la gira all'indietro. Lo bianco, Tuzzolino. Vallecchia il dribbling su Mazzamuto, cerca fallo che non c'è e poi palla respinta. Il conto dei falli è 5-3 ed è rimessa laterale per la Teddy Club Palermo. Signori, sediamoci. Lo bianco, Sediamoci. Vallecchia può gestire ancora 15 minuti e mezzo. lo bianco. 15 minuti e mezzo appena passati. Lo bianco, recupero del numero 6 Garofalo che prova ad avanzare, ancora Vassallo e poi un po' confusa la manovra ma va in avanti la Teddy Club Palermo con Tuzzolino, lo spazio per il tiro, Tuzzolino, Barcellona coi piedi, sta parando davvero tutto. Tuzzolino sulla laterale per lo bianco, Virzi fa il blocco e poi Tuzzolino. Sentite mister Miosi, non vuole forzare, deve andare con calma. Vallecchia, Tuzzolino, lo bianco palla in mezzo interessante per Vallecchia col tacco. Ottiene una palla utilissima per la Teddy Club Palermo, occasione importante ed è palla battuta adesso. Tuzzolino con l'interno, ha aperto troppo il piatto e questo è il risultato, palla fuori, rimessa dal fondo. A centrocampo e giriamo palla. Facci tu Ginocchio per calciare. Cerchiamo di piazzare la palla. Palla battuta, Eti Niners che va col suo capitano Garofalo, Mazzamuto ancora, Mazzamuto può puntare con calma, cerca la palla in mezzo, alla fine gira per Garofalo. Annolino, numero 7, Mazzola recupera, va in velocità con le mani, Tuzzolino il dribbling, lo punta molto bene Tuzzolino ancora il tiro, Barcellona, sta parando tutto, ancora però Vallecchia, Vassallo, grande lavoro difensivo, passaggio all'indietro, in realtà andrebbe fischiato, probabilmente l'avrà considerato troppo involontario, ma comunque è un passaggio all'indietro. Garofalo non può toccare due volte ovviamente il portiere, questo è quello di cui si lamenta il mister della Teddy Club Palermo e c'è una munizione dei componenti della panchina al signor Tenerelli. Ha ammonito il signor Tenerelli, il dirigente della Teddy Club Palermo. Rimessa per il Club Palermo, lo bianco, Tuzzolino lungo, linea per Virzi, rimessa tra Eti Niners, la gioca Vassallo, Garofalo, Annolino, ancora Eti Niners, palla in mezzo, Mazzamuto fa la finta, non ci arriva il pallone ed è adesso palla per la Teddy Club Palermo. Mazzola, la gioca corta, Tuzzolino, lo bianco calcia via il pallone ed è rimessa dal fondo, rimessa dal fondo per
Futsal 89ers che la gioca corta. Garofalo. Ancora manovra prolungata dei ragazzi delle 89ers. Stanno ottenendo un ottimo risultato, un ottimo 0-0 in questo momento. Ancora Garofalo, palombella per Annalino che la tocca, la spizza. E c'è il cambio. Esce Ruzzi, entra Tubè. Tuzzolino. Lo bianco. Palla in mezzo, brutto errore qui. Ancora Tinanes che va avanti con Garofalo. La palla è lì, la tiene ancora. Tubè in contropiede può andare. La tiene il Palermo. Vallecchia, la giocata. Tuzzolino si ferma. La tiene lì, Tuzzolino il tiro. Esterno della rete. Esterno della rete. Dai, Tuzzo! E c'è il cambio. Adesso entra di nuovo Pennino. 89ers che può ricominciare con pazienza. Pennino insidioso sulla linea di sinistra. Pennino contro Vallecchia. Pennino punta, non riesce a passare, palla in mezzo. Mazzola sempre pronto. E c'è il fallo. C'è il fallo di Annolino. Giallo non dato. C'è il fallo. Ancora Vallecchia. Tuvè. Lo bianco. Lo bianco. Lo bianco ancora. Manca 1 minuto e mezzo. Vuole pazienza la squadra di Mister Miosi. Ancora Vallecchia. Vallecchia doppio passo, va in mezzo. Barcellona la tiene lì. Annolino all'indietro. Palla rischiosa. Garofalo. Tuvè. Palla fuori. Sono 4 i falli delle 89ers, 4 contro 5. Ricomincia le 89ers con Pennino. Manca 1 minuto! Manca 1 minuto, l'avete sentito? Chiaramente in diretta. Ancora Vallecchia può andare in velocità. Vallecchia contro Pennino. Un duello che si innoverà per tutta la partita, ne sono davvero convinto. Pennino può puntare Tuzzolino. Pennino se ne va in velocità. Il campo finisce però. Ed è rimessa laterale. Mancano pochi secondi alla fine del primo tempo. Sempre 0-0 a Club Palermo Futsal 89ers. Una partita bellissima, combattuta a ritmi alti. Quello che è il futsal palermitano, tutto in questa partita. Ancora palla in mezzo. Viene fermato ed è rimessa laterale a Club Palermo. Subito la battuta. Lo bianco. Vallecchia può puntare Pennino. Preferisce lo scambio. Tuzzolino in velocità. Vallecchia la tiene lì. Vallecchia ancora. Ultima azione. Tuzzolino, il dribbling, Tuzzolino, la gira per Tuvè, ancora respinta, Tuvè, Barcellona, tutto sta prendendo e ha preso tutto ancora. Mazzamuto non deve rischiare il fallo qui del Club Palermo. Tuzzolino il dribbling, ancora Tuzzolino. La finta, deve girare, non trova nessuno e aspetta. Vallecchia può andare, si ferma, adesso sinistro, Tuzzolino allo spazio, lo prova, respinge Garofalo e poi Tuzzolino, palla fuori. Palla fuori, un'ottima azione del Club Palermo. Bisogna battere, mancano pochissimi secondi alla fine del primo tempo. E finisce il primo tempo, l'avete sentito? Athletic Club Palermo 0, Futsal 89ers 0. Amici sportivi, rimanete ancora in linea. Adesso un piccolo super spot, come dicono quelli bravi, e si ricomincia. Prova ad approfittarne il Fulgatore con questa palla in proposizione da parte di Todaro a cercare Stabile che la mette in mezzo. Opportunità ghiotta per il Fulgatore con Spano che da 2 passi non riesce a spingere il pallone verso la porta. Anzi va Altieri, il pallone tagliato, la parata. Fischia l'arbitro, parte Jantos, il pallone in mezzo, il colpo di testa di Torres che va vicinissimo al gol dell'1-0. Cisone avanza, Cisone, il pallone dentro a cercare Todaro, manca il primo aggancio, poi mette questo pallone in mezzo e il Fulgatore ad un passo del gol dell'1-0. Ora per Torres per Altieri, prova a rientrare Altieri,
Jantus pensa alla conclusione, Grimaldo del Monaco, Gallo, il pallone provocatore a cercare Grandis, mette il pallone e con 1-0 di Torres, Santiago Torres, la super giovane calciatore avanti alla mezz'ora, il grido del Cianci. Abbiamo usato frequentemente per non salvarsi bene, intanto il pallone proprio di Torres e il Cianci 2-0. Santiago Torres, l'urlo del Cianci, il raddoppio della super giovane Castelbuono. Doveva giocarla ancora il Fulgatore, Razak, buona qui l'apertura, Spano, la palla che si perde al lato, Diallo, pallone per Pardo, c'è Diallo, posizione regolare, Diallo, palla al lato, fischia l'arbitro, parte Razak, telefonata per Spangone. Arbitro, parte Cirrone, il colpo di testa, gol del Purgatore, la riapre Todaro, gol del Purgatore al 70°, la tranquillità più possibile. Calcio d'angolo, parte lo spiovente, il colpo di testa e poi il palo clamoroso di Pardo, poi Suarez trova il pallone sul fondo, buona opportunità per Pardo da battere Belecco, cambia con Jantus che vuole tenerla vicino alla bandierina, Jantus va via e poi 3-1, Grandis, mette lui il punto esclamativo, Laureano Grandis, ma qui è stata una grande invenzione da parte di Jantus, conosciamo tutti le sue potenzialità ormai, nuovo play del Fulgatore, intanto Jantus va a cercare profondità Diallo può andare in porta, Diallo mette il pallone in mezzo, Pardo, esterno della rete, Pardo ad un passo del gol, in spaccata. Mister Bognanni, mister 2024 che inizia a sorridere per la super giovane Castelbuono che parte in discesa vincendo per 3-1 contro il Fulgatore. Che partita è stata? Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché dopo la ripresa, dopo quasi 15 giorni fermi, ci poteva essere qualche alto e basso. Invece la squadra ha fatto un grandissimo primo tempo, siamo andati in vantaggio del primo gol, poi abbiamo fatto il secondo gol, potevamo fare il terzo. Il primo tempo l'abbiamo gestito abbastanza bene, anche se loro hanno avuto due contropiedi, però abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Poi il secondo tempo, i primi 20 minuti, poi c'era questo vento contro, ci siamo abbassati, abbiamo preso il 2-1 e lì un'altra squadra si sarebbe un pochettino distrutta. Invece noi ci siamo alzati di nuovo, ci siamo ricombattati, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo incominciato e ritornato a costruire e poi siamo andati sul 3-1 e lì la partita è finita. I meriti vanno tutti ai ragazzi che stanno facendo un grande lavoro, perché io voglio ricordare che questa è una neopromossa, noi siamo come sulla carta il Fulgatore, come l'Accademia Trapani, come l'Aspra, come la Folgore, e stiamo facendo qualcosa di strepitoso. La classifica in questo momento non la guardiamo perché abbiamo un percorso di crescita importante davanti, abbiamo 3 partite in 15 giorni, ora domenica abbiamo una partita difficilissima in casa della Folgore che come noi ha l'obiettivo della salvezza. Ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, testa bassa, umiltà, i meriti vanno ai ragazzi, i meriti vanno anche alla dirigenza che non ci fa mancare nulla, anche per loro è il primo anno in eccellenza, quindi stanno facendo qualcosa di importante, finalmente giochiamo in casa. Un plauso importante lo voglio fare, un ringraziamento importante lo voglio fare pure al direttore sportivo Ivano Vetere che abbiamo costruito questa bella realtà, questo gioiello nel mercato di agosto, poi abbiamo puntellato un po' a dicembre e quindi merito vanno a loro. Mister, Torres è uscito nel primo tempo, ci può aggiornare sulle sue condizioni? Sì, ha avuto un affaticamento, è uscito per precauzione. Io penso che già martedì alla ripresa sarà a disposizione. Quindi cercheremo di lavorare tutti, cercheremo di essere tutti presenti
Ripeto, abbiamo partite importanti davanti, abbiamo Folgore, poi andiamo con l'Accademia Trapani, un altro scontro diretto e poi avremo questo sogno, questa finalissima che ci siamo conquistati sul campo con tanti sacrifici, che è la finale di Coppa Italia il 24 a Barcellona. Quindi abbiamo un periodo importante, testa bassa, umiltà, lavorare sul campo e fare parlare gli altri. Noi dobbiamo pensare a lavorare, quindi dobbiamo cercare con la fame, la grinta, la cattiveria di raggiungere il nostro obiettivo, che ripeto ancora una volta, che è la salvezza. Noi non abbiamo altri obiettivi, dobbiamo arrivare il prima possibile a questi 40 punti. Ripeto, la classifica non la guardo, e detto questo voglio augurare anche ai miei ragazzi di continuare a lavorare così, perché abbiamo un grande gruppo. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi il lupo, un abbraccio a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono. Siamo qui con Santiago Torres, attaccante della Super Giovane Castelbuono, bomber della Super Giovane Castelbuono. Santiago, il tuo gol mancava dalla partita contro il Mazzara 46, quanto ti è mancato il gol? Vabbè, per un attaccante sempre, quando non fai gol da tanto tempo ti manca, però ero tranquillo perché sia i ragazzi che il mister e la società mi hanno dato sempre fiducia, e anche se non facevo i gol vincevamo, e quindi sempre è uguale chi fa i gol. Sul primo gol Laureano aveva tutta l'opportunità di calciare e trovare il suo gol personale, invece ha servito te in area di rigore e per te non ci sono stati problemi. È stato grazie anche all'alchimia che si è creata tra te e gli argentini soprattutto. No, non è argentino, pure i ragazzi italiani, qua tutta la squadra ci vogliamo bene tra di tutti, e penso Laureano aveva questa cosa in testa pure, che non segnava un bel po' di tempo, e ha detto se la metto dentro, e grazie a lui abbiamo fatto il gol. Signore e signori, rieccoci tornati al secondo tempo dell'incontro Athletic Club Palermo Futsal 89ers, sempre sul risultato di 0-0, le due squadre pronte a rientrare in campo. I due quintetti sono pronti, si sta aspettando soltanto il fischio preciso dell'arbitro e si può ricominciare tra pochissimo. Si aspetta solo il fischio e poi davvero si ricomincia un bellissimo incontro di futsal Serie C1 Girone A. Si ricomincia del Club Palermo subito con Vallecchia. Adesso attaccano all'altra parte del Club Palermo, da sinistra verso destra. Ancora il giro palla Tuzzolino, lo bianco. Vallecchia, palla lunga subito con calma, chiede Giuliano. Palla fuori. Rimessa laterale. Pennino la gioca a lunga e subito lo bianco può andare, ancora lo bianco. Giuliano recupera il pallone, ottima occasione per il Club Palermo che è lì a schiacciare in aria. Ancora Giuliano. Vallecchia la gira per Tuzzolino. Giuliano si libera bene. Tuzzolino la finta, il tiro! Salvataggio di Pennino e subito si ricomincia così col botto. Il secondo tempo, occasione per il Club Palermo, rimessa tra già battuta. Tuzzolino, lo bianco, Giuliano può girare, Vallecchia lo trova, Vallecchia ancora palla lunga, Pennino. Rimessa laterale, battuta ancora per il Club Palermo, Tuzzolino, lo bianco sulla sinistra, lo bianco palla in mezzo, non c'è nessuno, protegge bene, Futsal 89ers e Barcellona. Faccia lunga con le mani, anticipo, recupero il muratore. Col corpo Giuliano, tutto regolare, lascia giocare l'arbitro. Vallecchia. Tuzzolino. Vallecchia lungo linea. La gioca con pazienza per Tuzzolino. Lo bianco. Giuliano, la giocata Giuliano. Barcellona. Grande parata qui di Barcellona in uscita. Calcio d'angolo per l'Athletic Club Palermo, il primo calciangolo del secondo tempo, 3 in totale per l'Athletic Club Palermo. Calciangolo battuto Giuliano, si libera Vallecchia, stop sbagliato. 89ers che va con Pennino, anzi Grammatica, viene fermato però, lo bianco. Vallecchia.
Vallecchia per lo bianco, ancora manovra paziente, lunga Vallecchia ci arriva, la tiene sulla linea, ancora Vallecchia, Giuliano triplicato, gioca bene, Tuzzolino, aspetti i compagni, non trova nessuno, serve Vallecchia, lo bianco, tenta la giocata da sotto i nostri teleschermi, Grammatica, Muratore, Pennino ancora, la gira per Strongoli, palla in mezzo, Tuzzolino deciso a recuperare il pallone, ancora Tuzzolino la tiene lì, Tuzzolino con grande calma, serve Giuliano al centro, Vallecchia se la sistema il sinistro, palla in mezzo, respinta, rimessa laterale, Athletic Club Palermo, Giuliano velocizza l'azione, lo bianco palla in mezzo per Giuliano, non si intendono ancora i due, rimessa dal fondo, anzi no, rimessa laterale, 89ers, Strongoli, Muratore, Strongoli, centrale, questione di Vallecchia su Pennino, tutto sbagliato, ancora Vallecchia va sul sinistro, Vallecchia a Barcellona e respinge le Tiners, lo bianco insegue, protegge e ottiene la rimessa dell'Athletic Club Palermo. Barcellona molto impegnato in questa partita, sta dimostrando davvero grandi cose Barcellona, Francesco Polo Barcellona, il numero 1 del futsal Tiners, Tuzzolino in mezzo a due, Giuliano pressato, raddoppiato, lascia giocare l'arbitro, tutto regolare, la tiene lì, lo bianco, Vallecchia, Tuzzolino, lo bianco, Giuliano raddoppiato, recupera palla Strongoli, ancora Strongoli la gioca per Grammatica lungo linea, l'ultimo tocco è del 89ers, rimessa laterale Athletic Club Palermo, Rimani! lo bianco cerca il compagno, lo trova in Giuliano, pressato, rischia un po', la gira bene, Vallecchia, lo bianco, da ultimo uomo deve gestire lo bianco alza il pallone, Giuliano, sponda di testa ben riuscita, lo bianco può avanzare, lo bianco ancora, palla per Vallecchia si accentra, Vallecchia all'indietro, Tuzzolino lo prova, Barcellona e poi lo bianco, la cicca completamente lo bianco, occasionissima per il Club Palermo, palla lunga a Barcellona, troppa fretta, palla fuori, rimessa dal fondo, no, laterale, lo bianco, Tuzzolino contro Grammatica, Giuliano si gira, Giuliano tutto regolare, no, fallo che ci può stare, è stato trattenuto, sta mimando chiaramente il gesto della maglia tirata, trattenuta, è vero che ha preso la palla ma c'è la trattenuta secondo l'arbitro, per cui calcio di punizione Athletic Club Palermo. Athletic Club Palermo sta l'arbitro tiene il fischietto in mano come per dire fischio io, sistema la barriera e calcio di punizione per Athletic Club Palermo, si consultano in tre, lo bianco, Tuzzolino e Vallecchia, sul punto di battuta andrà probabilmente Tuzzolino, il calcio di punizione viene fischiato però si ferma, l'arbitro va a redarguire Pennino. La rincorsa, Tuzzolino il tocco è uno schema, Vallecchia non riesce benissimo lo schema e va in avanti futsal Tiners, Muratore deciso a recuperare questo pallone, ancora Pennino, Pennino, palla per Strongoli può puntare lo bianco, ancora pazienza all'indietro, Pennino, Strongoli riceve, ancora Muratore sulla linea, la tiene lì, Strongoli, Tiners che aspetta il momento giusto, Muratore danza sul pallone, palla in mezzo, grande diagonale di Vallecchia che recupera questo pallone sull'esterno per Giuliana con pazienza gira allo bianco, Vallecchia prova ad andare, l'imbucata, ancora Vallecchia tiene lì, brutto errore qui, va
il numero 23 Grammatica, rimessa laterale, Athletic Club Palermo. Tuvè, il capitano Athletic Club Palermo, la gira, Tuzzolino. Tuvè, con la suola, gioca per sempre Tuzzolino. Tuzzolino. Vallecchia. Vallecchia sfrutta il fisico e la gira. Lascia giocare l'arbitro. Giuliano. Azione ancora che continua per Athletic Club Palermo. Giuliano il tunnel e poi legge bene. Strongoli ed è calcio comunque d'angolo per Athletic Club Palermo. Calcio d'angolo. Tuzzolino. Vallecchia alla sponda, Tuzzolino palla in mezzo, sbatte addosso a Vallecchia, rimessa dal fondo, Barcellona va lunga con le mani per Muratore, Tuvè in anticipo, rimessa laterale, 89ers, la gioca corta, Strongoli, la palla lunga per Muratore, soppripetto il tiro, subito al volo, bella l'idea, esecuzione un po' meno, Mazzola, Giuliano, all'indietro, Tuvè, Tuzzolino con calma, lungo linea sull'altro lato, riuscito per Vallecchia, Tuzzolino, palla per Tuvè, occasione, sbaglia il controllo Tuvè, però applaude il compagno. Barcellona, Barcellona serve corto, Pennino, Strongoli, Pennino, accelera, l'Etinars rischia un po' qui, Tuvè la tiene col tacco, bella giocata, Tuzzolino la tiene ancora lì col tacco, Tuvè trova il gol e si sblocca la Athletic Club Palermo, 1-0, ha segnato il numero 7 Francesco Tuvè. Dai, 1-0 e si sblocca il risultato. Athletic Club Palermo 1, Futsal Etinars 0. Il gol del capitano Tuvè. Palla lunga, Tuzzolino, galvanizzato del Club Palermo va in avanti. 3 contro 3, Tuzzolino sarà lungo un po' troppo e il recupero di Strongoli. Ottimo il lavoro qui proprio del numero 25 che la gira per Pennino. Ancora Pennino. La palla per Strongoli. La tiene lì. Andrea, lascia stare. E c'è la rimessa laterale. Athletic Club Palermo, Vallecchia. La gioca per l'autore del gol, il capitano Tuvè. Palla lunga, Giuliano lo tiene. Muratore recupera questo Palermo. Ancora Muratore, l'ultimo tocco di Giuliano. Rimessa laterale. Strongoli. Pennino. Strongoli. Grammatica. Muratore, Pennino, il numero 26, palla in mezzo, Mazzola in due tempi. Giovanni Mazzola. La gestisce Vallecchia, danza sul pallone, tutto sul sinistro Vallecchia. Vallecchia ancora, Vallecchia resiste, Vallecchia palla in mezzo, c'è sull'altro lato Fiorentino che la tiene, occasione per il Club Palermo. Palla in mezzo, Giuliano, anticipo importante dell'Etinars e allunga il pallone, Tuvè ancora, Tuvè la suolata, gioca Tuvè, palla fuori, rimessa dal fondo. Athletic Club 1, Futsal Etinars 0. È entrata Bita nel frattempo per Athletic Club Palermo. Etinars, Pennino. Strongoli, Pennino. Grammatica. Strongoli, Muratore. Muratore pressa Tabita, recupera il pallone Tabita. Viene trattenuto ed è fallo evidente, cartellino giallo, il primo del secondo tempo per l'Etinars. Esce Pennino, entra Garofalo, grande lavoro di Tabita qui, nel classe 2005. 28 bianco. Ok? Ancora. 28 bianco, 28. Ancora. Tuvè, la gioca corta, Fiorentino. Palla lunga in anticipo, Strongoli recupera il pallone Garofalo. La gira, Pennino. Strongoli. Garofalo, Tabita. Era già ammonito, rischia qui, rischia molto. Rimessa laterale.
rimessa laterale per Fiorentino. Fiorentino all'indietro, Tubè. Di Cara, Tabita, ancora Tabita deciso a recuperare il pallone. Di Cara col corpo, il tiro di Tubè. Non c'è nulla, Pennino si lamenta di un fallo che non c'è ed è rimessa per le Niners che la gioca con i piedi per Barcellona. Barcellona, palla lunga, calcia, Tubè, il velo, Mazzola. Rimessa dal fondo, battuta veloce, Fiorentino. Di Cara si fa vedere, non viene seguito, Tabita su lungolinea, Tabita ancora la giocata, Garofalo. Rimessa laterale a Athletic Club Palermo, risultato sempre sull'1-0 segnato in questo secondo tempo da il numero 7 Francesco Tubè. Ancora recupero delle Niners, poi Fiorentino, adesso Tubè, proprio lui, recupera il pallone. Di Cara, lungo per Tabita, Tabita tiene lì, ancora Tabita all'indietro, Fiorentino in mezzo, Di Cara, ottima la sponda, Fiorentino può andare, Fiorentino allo spazio, viene fermato da Garofalo. Ottimo il controllo di Strongoli, grande giocata in mezzo a due, tutto regolare, lascia giocare, la palla è fuori, rimessa tra l'altro del Club Palermo. Fiorentino deve battere rimessa, gira indietro, Tubè, palla in mezzo, Tabita la sponda, Tubè prova a passare, palla fuori. L'arbitro ferma il gioco, deve probabilmente farsi sentire dalla panchina avversaria, sempre del Club Palermo. Sta parlando con la panchina del Club Palermo, probabilmente per proteste eccessive. Ha già uscito un cartellino contro la dirigenza. Rimessa dal fondo, Barcellona, Garofalo. Lungolinea per Annolino. Sconto deciso. Rimessa a dei Club Palermo. Tubè. Di Cara. Di Cara, pressione alta. Fuzzaletti Niners, Fiorentino. Tabita può ricevere liberamente. Marco Tabita. Palla per Tubè. Tubè aspetta il compagno, trova Fiorentino. In un appoggio sicuro, ancora Tubè, scarico facile, Tubè. Di Cara, di prima a memoria, Tabita legge bene l'azione, anticipa e recupera. Fiorentino, brutto errore, qui Pennino può andare, occasione per il Fuzzaletti Niners. Grammatica, Mazzola, ancora. Ottima la parata di Mazzola e poi la palla tocca rete di sostegno. Giovanni Mazzola, due grandi portieri in questa partita, due grandissimi portieri. Ricordiamo Giovanni Mazzola ha fatto parte del Città di Palermo, la squadra che poi ha vinto il campionato di Serie B, promossa in Serie A2, quindi un portiere di sicura esperienza, nonostante la giovane età, lui è un classe 2002. Ancora Niners che gioca, Garofalo, Pennino punta, Pennino sulla linea, Di Cara, e c'è uno scontro, c'è un po' di parapiglia. Non è partito nessuno alla panchina, oh! C'è un po' di parapiglia in panchina. Fermi qua. Sì, signore, però non puoi chiamare solo noi. Guarda lì che c'è un po' di parapiglia in panchina. Sono episodi che non si raccontano. Bisognerebbe evitare queste cose, giustamente. Partita che comunque sta portando a un ottimo risultato per il Club Palermo, sempre 1-0. Ricordiamo comunque un Fuzzaletti Niners che si sta dimostrando di essere una buona squadra. La classifica mi sembra anche un po' bugiarda. Questa ovviamente è la prima volta che commento questa squadra, però posso dirvi che comunque ha delle buone individualità. Ed è una... ha delle buone individualità e si ricomincia a giocare.
si ricomincia a giocare, c'è un po' di parapiglia, gli arbitri devono gestire adesso la situazione un po' complicata, ma ci sta un po' l'agonismo, un po' la possibilità della partita. Gioca, dai, gioca, dai, oh, gioca! Possiamo giocare! Possiamo giocare, raga! Dario, noi siamo andati là perché ci ha fermato ed erano 60 contro 1 e siamo andati là solo perché erano 60 contro 1. Dove è monito? Non abbiamo fatto niente. Qual ero? Perché affermando sono noi e noi siamo andati giustamente. E adesso c'è anche la munizione per l'altro componente della panchina. Vabbè, ci siamo capiti. A fine gara ne parliamo. A fine gara Ammonito intanto un altro componente della panchina delle Niners. 2 ammoniti, 12 e il numero 9, 12 ai Niners, esattamente Paradiso, ovviamente per il numero 9 del Club Palermo, Gandolfo. Ammonizione 1-1 per equilibrare un po' la situazione, intanto il gioco interrotto, ovviamente questo è tutto tempo che è effettivo, fermo. E si ricomincia con la vera partita. 10 minuti passati intanto. Va Garofalo. Palla in mezzo, recupero di Vallecchia. Ancora Vallecchia, recupera il pallone. Contropiede del Club Palermo. Vallecchia fermato da Lapi. Ottimi recuperi di Pennino. Annolino. Adesso deciso Vallecchia recupera. Ed è rimessa tra i Niners. Pennino. Garofalo. Pennino. Annolino. Pennino, impressione Tabita, Pennino va a lungo, Mazzola, la tiene lì, Vallecchia, Vallecchia punta Garofalo, Vallecchia può andare, Vallecchia, Garofalo, spinge via Vallecchia dentro, Tabita, si fa male Vallecchia, campo, gioco fermo, si deve verificare le condizioni del numero 20. Intanto si ricomincia a Barcellona, palla lunga, Tuzzolino di testa, Lapi può recuperare il pallone, ancora Lapi va in progressione, fermato, Tuzzolino, contropiede del Club Palermo, l'ultimo tocco è il suo, rimessa tra le Niners. 10 minuti appena passati, avete sentito poco fa. Intanto ancora Garofalo, Niners che va con Annolino, palla lunga, Tuve, anticipo, rimessa laterale. Ancora siamo alla metà del secondo tempo, palla lunga, Annolino in arrivo su Mazzola, Annolino la tiene ancora lì, uomo a terra, nulla di fatto, probabilmente avrà dato il calcio d'angolo. Calcio d'angolo per le Niners. Pennino contro Tabita, Pennino il sinistro, il tiro, palla fuori. Primo squillo delle Niners in questo secondo tempo. Ricomincia Reti Club Palermo, lungo, Mazzola con le mani, Tabita protegge molto bene col corpo, Marco Tabita può girarsi, serve all'indietro Vallecchia, deciso qui ancora, palla per Reti Club Palermo, Tuzzolino il dribbling, si ferma sulla sinistra, deve servire il compagno, la tocca Lapi, ancora lì la tiene, tutto regolare, il tiro di Tuzzolino e il palo. Rimessa tra le Niners. Palla lunga, Annolino. Lapi prova a recuperare il pallone. Tuve. Il tocco di Tuve, rimessa laterale per le Niners.
Lapi all'indietro, Pennino pronto a ricevere, Pennino si allarga sulla destra, Pennino, il tiro, Mazzola, sicuro con le mani, accelera a destra di Cabo Palermo con Vallecchia in velocità, non lo fermi più, Vallecchia, ancora Vallecchia, il tiro, simile il palo, Umberto Vallecchia, il numero 20, è una scheggia davvero per la piede. Rimessa lunga con le mani Barcellona, Lapi la sponda di testa sbagliata, Vallecchia può puntare all'indietro però Tuzzolino, Tuvè, il tacco per Vallecchia di prima Tuzzolino il dribbling su Lapi, Tuzzolino, il tiro, Barcellona coi piedi, si abbassa bene la para, ancora 89ers con Pennino, Tuzzolino il tocco, rimessa alla 3 di Niners e adesso il ritmo si calma un po'. Sediamoci! Marco, poi vieni, Marco! Barcellona lunga coi piedi, la palla va fuori e c'è il cambio, esce Tabita, entra Giuliano, Dai, dobbiamo andare ora, Pennino. Dobbiamo andare, aspetta. rimessa tra reti Niners, Mazzola non la prende Tuzzolino cerca Giuliano, il dribbling, palla lunga, Giuliano in anticipo recupera il pallone e prova la giocata per velocizzare la manovra, non riesce, fallo di Garofalo che ferma, calcio di punizione, fallo a di Cabo Palermo e siamo adesso col conto di falli 1-1. Ammonito il mister del Club Palermo, il mister in panchina però non Miosi, quindi penso che sia ammonito il dirigente in campo. No, non quello ammonito già prima, ma l'altro, Riccardo Romeo. Segna il fallo. Calcio di punizione. Ma se c'era 0-1. No, l'ho messo adesso. No, stiamo Pennino, Calcio di punizione, 1-1 il conto dei falli, Pennino punta Fiorentino, Pennino va, la tiene lì, deciso Tuvè, rimessa laterale. Anzi no, è calcio d'angolo. No, è laterale. Ancora all'indietro. In questione Giuliano su Garofalo. All'indietro Barcellona. La può toccare solo una volta d'azione. Poi non la potrà toccare più. Rinvio lungo. Lapi, il controllo favorevole per Garofalo che può gestire. Garofalo largo. Garofalo per Lapi. Mazzola copre. Poi Lapi ancora si ritrova lì. La palla si alza. Mazzola viene colpita alla caviglia. Dai settimo! Bisogna chiamare il medico o comunque il dirigente col ghiaccio, lo spray. Mazzola 13 passate, 7 ne fanno. ha un piccolo infortunio alla caviglia, gli mette lo spray al ghiaccio. L'hai visto però mi hai tanto chiamato su quella cosa, è entrato qua. ma questo è l'uomo, se viene come sempre in cazzo la mia. Poi sei io te. Vediamo se si rialza Mazzola. Sì, si rialza. Soppica un po' ma ora recupera. Intanto palla per Athletic Club Palermo. Giovanni Mazzola. La palla lunga con le mani, troppo lunga, decisamente troppo lunga. E ricomincia Edinaes. Mazzamuto alla rimessa. All'indietro, Garofalo, pressione alta del Club Palermo. Edinaes che va davanti. Lapi cerca di sfruttare il fisico contro lo bianco. A fiscale! Oh, si vengono, non ci fiscano più niente! Rimessa 3, battuta velocemente Mazzamuto contro Fiorentino ed è fallo. Adesso siamo a 1-2 contro dei falli. Athletic 1. Via Pennino, dai Pennino! Forse sono 3 i falli addirittura, quindi poi devo verificare bene. Comunque in ogni caso palla lunga Giuliano, non la prende. Niners che gioca alla rimessa corta. Pennino. Lapi contro lo bianco. Palla in mezzo. Fiorentino può anticipare. Attenzione Fiorentino. In aria. Fiorentino fermato da Pennino. Grande intervento difensivo. Ed è calcio d'angolo. Athletic Club Palermo. Sempre in vantaggio 1-0.
Occasionissima per Fiorentino, grande intervento difensivo di Pennino. Giuliano, Pennino ancora in anticipo. A terra ma non c'è nulla. Vorrei verificare un attimo il conto dei falli. Alzati dai, alzati, su! Conto dei falli per l'Eti Niners, l'ho verificato. 3-1 Eti Niners. Athletic Club Palermo che fa lo schema Tuzzolino, tira direttamente. È una possibilità anche questa. Bella occasione. Rimessa dal fondo. Barcellona. Mazzamuto. Palla in mezzo Garofalo. Lapi può proteggere con un buon lavoro di pivot. Ancora Lapi, lo bianco all'indietro Mazzola. Mazzola coi piedi. Pennino di testa. Rischia Mazzamuto. Occasionissima qui per il pareggio dell'Eti Niners. Occasione importante da parte di Mazzamuto. Non è riuscito. Fortunato qui al Club Palermo. Ancora Giuliano. Tuzzolino. Deciso Lapi all'indietro Barcellona. Barcellona con l'esterno ad allungare lo bianco. Mazzola. Mazzola allunga con le mani per Giuliano che stoppa bene, lo arpiona. Giuliano tenta la giocata in mezzo, tutto regolare, lascia giocare l'arbitro. Visto così. Garofalo. Pennino. In scivolata Fiorentino, deciso sul pallone. Rimessa laterale. Mazzamuto, Garofalo. Entra, Lapi. Ancora Lapi. Deciso sul pallone Tuzzolino. Il tocco è il suo, rimessa laterale di Niners. Palla veloce, Garofalo, deviazione e calcio d'angolo. Calcio d'angolo di Niners. E di Niners che si sta rialzando. Ancora Garofalo. Pennino. Pennino aggira per il capitano Garofalo. Giuliano in anticipo, Garofalo deciso, protegge bene il pallone. All'indietro Barcellona. Palla corta. Lapi. Sembra scivolare ma la tiene. Fiorentino l'occasione. Per Giuliano Mazzamuto c'è il fallo. Ed è 3-2 adesso il conto dei falli. Ammonito Giuliano, non deve allontanare il pallone. Non deve allontanare il pallone. Però 11 nero, 11 nero. A posto. Io mi chiamo munizione, assolutamente sì. E al limite dell'area. Ammonito Mazzamuto, troppe proteste e si sta innervosendo la partita. È un peccato davvero. 11 bianco. Ammonito, giustamente. Adesso il polso è più duro degli arbitri. Partita complicata. Athletic Club Palermo 1 e Niners 0. Adesso si gioca. Pennino, Garofalo. Mazzamuto. Garofalo, palla lunga. Tuzzolino con calma. La porta fuori. Dai, Pennino! Time out. Ci sono proteste, rischia ammonizione. È meglio che si allontana. Consiglio pratico, meglio che si allontana. Time out. Il time out chiamato. Aspetta, no, dobbiamo ridire. Mi scusi. Adesso Timo, vieni fuori. Il time out è stato chiamato sicuramente dalla Athletic Club Palermo. 24, 28, 12, 11. Ah, ok, no, tutti i numeri. 24, 28, 12, 11. 25, 21, 9, 11. Sono numeri fortunati, ci possono giocare sulla ruota di Palermo. 24, 28, 12 e 11. Abbiamo fatto quaterna, signori. Però le giocate del 2024 sono finite, quindi se ne parla a dicembre dell'anno prossimo. No, al di là della...
al di là della battuta scherzosa, sono l'elenco dei numeri degli ammoniti delle T-Niners. Serviva refertarli in maniera precisa. 1-1 come segnale. Ed è Ma comunque non è che ce l'ha disegno. palla per adesso il Club Palermo. Il Club Palermo che gioca con Mazzola. Mazzamuto recupera il pallone, Lapi adesso può gestire, Lapi ancora. Grande lavoro del pivot, viene fermato però Tuzzolini in mezzo a due, stava passando. Rimessa laterale T-Niners. Mazzamuto all'indietro, Pennino. Grammatica. Pennino. La palla lunga, Lapi, lo bianco di testa. Grande recupero di Giuliano qui. E poi Tuzzolini, anticipo Pennino, ancora Pennino. Tuve, ferma tutto. Ferma tutto Tuve, rimessa laterale. E T-Niners. Mazzamuto. Mazzamuto la gira per Pennino. Ancora Pennino per Mazzamuto. Non si intendono i due. Palla laterale per la Tri Club Palermo. Rimessa 3 battuta. Tuzzolino rischia un po'. E la gira poi per Tuve. La palla lunga viene fermata. Rimessa laterale sempre per il Club Palermo. La gira. Adesso Tuzzolino. Tuve per lo bianco che alza questo pallone interessante di testa Pennino. Ancora duello tra Tuve e Grammatica. Ottimo il recupero qui Tuve e poi Giuliano a coprire. Ancora Giuliano si gira bene, protegge. La tiene lì Lapi, bel lavoro. E poi Tuve. Fortunata il Club Palermo qui a tenerla. Grande lavoro di Giuliano comunque. Tuzzolino può puntare. Tuzzolino passa su Mazzamuto. Tuzzolino esterno della rete. Mazzamuto entra Annolino intanto al posto di Lapi. Pennino, Grammatica per Pennino. Annolino, il numero 7 delle T-Niners, prova a puntare lo bianco, riesce a passare ma non su Giuliano. Lo bianco, Giuliano non la prende e c'è l'occasione per le T-Niners. Grammatica, il tiro, Mazzola respinge, grande parata di Mazzola, gran bel tiro dell'Alessio Grammatica, calcio d'angolo. E T-Niners all'indietro, Grammatica col sinistro, lo apre troppo il sinistro, il tocco c'è, ancora calcio d'angolo. Batte corto, Mazzamuto, palla in mezzo, Pennino gestisce, la lascia a portiere, no, la gira lui. Pennino, palla lunga, calcia forte, Mazzola face con le mani. Mazzola, lungo con le mani per Giuliano, che può girarsi. Giuliano, Pennino, deciso sul pallone. La 3 del Club Palermo. Intervento deciso ma assolutamente regolare, quello del giocatore T-Niners. La palla per Tuve, controlla il gol, la gira. Risultato che sta comunque favorendo il Club Palermo. Tuzzolino. Lo bianco. Tuzzolino alza il pallone, rischia un po' qui, ancora però Tuzzolino la tiene. Palla per lo bianco. Sulla linea, però riesce a mandarla fuori. E c'è il time out che viene chiamato dal Futsal T-Niners. Time out utilissimo per spezzare il ritmo della partita. Ragazzi. 17 e 22 di tempo di gioco. Mancano una manciata di minuti ed è momento del time out. Momento del time out chiamato da Futsal T-Niners, che serve proprio per rifiatare, dettare nuove idee e chissà, magari può dare una svolta diversa alla partita. 1-0 il risultato allo stato attuale. 2 minuti e mezzo alla fine, l'avete sentito, 2 minuti e mezzo alla fine. In vantaggio a Tri Club Palermo. Cambio di casacca, quindi vuol dire quinto uomo in campo per le T-Niners.
Sono 3 minuti su 2 e mezzo. Ovviamente tempo effettivo non viene fischiato. 2 e mezzo Simo, 2 e mezzo, rischiamo raga! Rischiamo! Quinto uomo e adesso si rischia un po'. Vediamo cosa succede col quinto uomo, si sa. Si crea la superiorità numerica, ma si può creare anche il buco utile per tirare da fuori per la Athletic Club Palermo. Gioca con pazienza adesso il possesso. Futsal 89ers. Pennino è il quinto uomo designato. Ancora. Pennino. Pennino in mezzo per Garofalo. Ancora Pennino. Garofalo. Con molta pazienza devono sfruttarlo il quinto uomo. Ancora. Penny, così se ne passano 2 minuti Garofalo. così. La palla in mezzo, Mazzamuto, devono prendere campo, avete sentito il mister. Mazzamuto all'indietro. Con pazienza deve giocare, grammatica. Garofalo, Pennino, Annolino. Bravo qui il lavoro difensivo. Facciamo un bravo ai giocatori della Athletic Club Palermo. Pennino. Garofalo. Grammatica. Garofalo, grammatica. Mazzamuto. Pressato da Tuzzolino, rimessa laterale ed è ancora possesso dei Niners, sempre col quinto uomo. Grammatica, Garofalo. Prende campo Pennino, ancora Pennino. Deve creare la maglia più larga, infatti Annolino e poi lo bianco, grande lavoro difensivo, ancora i Niners. Pennino deve allargare le maglie, questo è lo scopo del quinto uomo. Lo sta facendo Annolino, palla in mezzo. Tuzzolino alza il pallone e tira. Ovviamente nulla di fatto. Ritorna il quinto uomo, pressione alta. Non deve rischiare Leti Niners. Ottima la giocata qui, Grammatica può accelerare. Grammatica, Mazzamuto largo. Tuzzolino, occasione. Tuzzolino, contropiede, con pazienza per Tuvè, palla in mezzo, Tuzzolino, controllo. Tuvè, palla alta, occasione sprecata, poteva essere il 2-0. E ancora, quinto uomo. 1 minuto alla fine. Mazzamuto, occasione importante, Lo Bianco la tiene lì, Lo Bianco prova il tiro da fuori, nessuno. Garofalo. Pennino, prova il tiro, Mazzola in 2 tempi. Mazzola, il rinvio, Mazzola, lo tenta, palla fuori, di pochissimo Mazzola. E può ricominciare ancora il quinto uomo. Pennino deve giocare a lunga con le mani, non è un portiere, quindi deve fare un lavoro un po' complicato. Lo Bianco protegge, rimessa laterale, deve rimanere. Dai ragazzi, 40 secondi, su! Mancano su! 40 secondi. 47, chiedo scusa, colpa mia, 47 secondi. Attenzione ai Niners. Annino! Ed è così, il gol del pareggio. La Athletic Club Palermo l'ha tenuta, Leti Niners ci ha creduto fino alla fine. Negli ultimi secondi. E c'è l'esultanza. Hanno sfruttato alla grande il quinto uomo ed è 1-1. Leti Niners, pareggio, ha segnato il numero 7. Ha segnato il numero 7. Alessandro Annolino e ancora però il Club Palermo che vuole reagire. Tuzzolino in velocità, fermato da Grammatica. Ancora rimessa laterale, sempre 1-1, mancano pochissimi secondi alla fine. 40 secondi alla fine. Una partita al cardiopalma davvero. Ancora Tuvè può puntare, Tuvè incespira sul pallone, palla sbagliata, Annolino ne vuole approfittare adesso di Niners. Annolino la gioca. Mazzamuto, palla importante per Annolino, trova il gol. Annolino si gira, alza il pallone, Lo Bianco, messa laterale. Il mister vuole tenere il pareggio. La palla in mezzo per Strongoli. Mazzamuto, palla lunga in anticipo Tuzzolino, la stoppa, attenzione Niners, può andare. Annolino, Mazzola che avanza, attenzione Mazzola, fallo. Leti Niners ed è il quarto fallo. 6 secondi alla fine ragazzi, 6 secondi, cardiopalma. 6 secondi alla fine, partita a cardiopalma 1-1, partita bellissima davvero. Vediamo l'ultima azione davvero, può succedere di tutto. Giuliano
Ancora, palla lunga. Suve. E fischia! Ed è pareggio. Athletic Club Palermo, Futsal 89ers, un 1-1. Meraviglioso, una grande partita. Grande futsal, 1-1. Quinto uomo sfruttato alla perfezione da parte del Futsal 89ers. Amici di Sport Easily, da Ludovico Ampuso è tutto. Alla prossima, davvero, con il futsal. Buon 2024 a tutti. E se queste sono le premesse, ragazzi, ci divertiamo tantissimo. Alla prossima, ciao. Dai, Pennino! Vai, Pennino! Ragazzi,